Maurizio, in questa rubrica riproponiamo la tua carriera, ripercorriamo brevemente quali sono stati i momenti più significativi partendo da molto indietro. Andiamo proprio all'inizio. Chi ti ha trasmesso questa passione? Tu vieni da una famiglia ippica e chi è stata la persona che ti ha indirizzato verso questo mestiere e soprattutto quando hai iniziato? Ma guarda, chi me l'ha trasmesso è sicuramente papà. Papà ha lavorato tantissimi anni come artiere ma non come guidatore nell'ambito dei cavalli e tramite lui sono entrato, ho iniziato all'età di 14 anni, ho avuto una lieve pausa dai 15 ai 20 anni che ho fatto un'altra cosa, poi dopo sono ritornato nel mondo dell'ippica. E da lì è incominciato il mio corso, da artiere, allievo e professionista. Ecco, prima ho avuto modo di incontrarti e mi hai detto che ci sono stati cavalli particolarmente importanti per te. Se vogliamo descriverli, presentiamo e soprattutto perché sono stati importanti per te. I cavalli sono stati tanti, ne ho guidati tanti, ma quelli che hanno colpito di più nella mia carriera sono sicuramente I.M. Griff, che mi ha dato la possibilità di vincere il mio primo Gran Premio, che ho vinto il Ponte Vecchio a Firenze. Poi citerei Satana Sophie. Satana Sophie è stata una creazione, l'abbiamo comprato dei miei amici alla Declamare, siamo arrivati a vincere un Gran Premio, me l'ha fatto vincere come allenatore e sono riuscito in quel breve lasso di periodo che l'ho avuto dalle Reclamere a fare anche il campionato europeo. In questo lavoro qual è per te l'aspetto più difficile e invece quello che ti dà più soddisfazione? Più difficile è alzarsi al mattino presto, soprattutto dopo le notturne. D'estate per noi è un lavoro abbastanza impegnativo. Questo può essere l'asso difficile. Per quanto riguarda quell'altra domanda che mi hai fatto, sai, il cavallo è un animale in cui mi esprime tante cose, mi piacciono gli animali, per cui mi aiutano a fare quello che faccio e mi danno la possibilità di fare un mestiere dove, anche se è molto difficile, secondo me è molto, molto bello. Sei all'aria aperta, vivi la natura, sei in mezzo alla gente, il pubblico, per cui è una cosa gratificante. Il tuo approccio com'è sia sul lavoro e invece prima di entrare in pista? Prima di entrare in pista sicuramente un po' di tensione c'è sempre, poi una volta che cavalchi il cancello e sei te questo bellissimo animale che devi interpretare una corsa, per cui lasci da parte, si dovrebbe lasciare da parte tante altre cose, fare le cose insieme a lui e cercare di farle nel migliore dei modi. Qual è il modo migliore per creare un feeling con i cavalli, anche quelli che magari ti trovi a guidare la sera? Com'è anche questo aspetto? Ma quello secondo me non saprei spiegarti, a me mi viene un attimino più di istinto, per cui certamente te ne accorgi al momento, gli errori si fanno perché purtroppo si fanno, sei insieme a un animale per cui non sei insieme a una macchina, la macchina spinge il pulsante, vedi di fare qualcosa, questo è un animale, può cambiare da un momento all'altro, per cui sai, lì è al momento. Poi soprattutto la corsa è una corsa breve, parliamo di 2 minuti quando si fanno le corse da 1600, parli di 2 minuti e mezzo quando si fanno quelle da 2000 metri, per cui lì devi decidere, prendere l'attimo giusto per poter fare le cose nel migliore dei modi. Mi viene di fare delle cose al momento, per cui cerchi di mettere fuori le tue doti migliori e poi dopo quello che viene viene. Parliamo adesso di ricordi o vittorie particolarmente importanti che hai conquistato sia sulla pista di Cesena e anche a Bologna, che ricordiamo è la tua pista di casa. Sicuramente, Bologna fa parte della mia carriera. Sono nativo di Bologna, la mia prima corsa l'ho fatta a Bologna, la mia prima corsa l'ho vinta a Bologna, per cui l'Ippodromo dell'Arcoveggio per me è tanto. Cesena l'ho frequentata perché è la succursale di Bologna. Delle vittorie ne ho fatte abbastanza, per cui citare quella che mi ha colpito di più mi viene difficile, per cui posso dirtene le belle vittorie che ho fatto con l'Eben RL a Bologna, un ottimo cavallo,
le vittorie di Satana Sofì qui al Sabio, a Bologna stesso, ci sono tante le vittorie, per cui dirne una di preciso non te la saprei dire. Un messaggio che tu lasceresti ai giovani che intraprendono questo mestiere, appunto come tu hai detto, i pro e i contro. Bisogna avere tanta voglia, bisogna dedicare tanta fatica, soprattutto se uno ha famiglia come ho io. Molte volte ho perso tante cose per la famiglia, cioè non mi sono goduto tanto i ragazzi quando erano piccoli, me li sto godendo di più adesso che sono maggiorenni, per cui questo non è stata una cosa positiva, però è un mestiere che ti richiede tanto tempo, perché ti ripeto, come dicevo, non sono macchine, sono animali, per cui non vai in fabbrica e inizi alle 8 del mattino, finisci alle 5, qua si può iniziare alle 6 del mattino e finire a mezzanotte. Ti devi avere passione, ti devono piacere i cavalli, devi essere un amante degli animali, cosa che io sono, per cui è il mestiere che ho deciso di fare e continuerò a fare finché la salute me lo permetterà di farlo. Faccio una domanda un po' contraddittoria, c'è una sconfitta invece che ti brucia ancora, una corsa che proprio se ci ripensi hai un po' di rimpianti? Anche lì delle sconfitte ne ho vinte tante, ma ti dico, potevo vincere il mio primo Gran Premio, è stata una sconfitta a fin di palo dove Roberto Allegretti mi ha battuto a Bologna nel Vittoria, ecco, lì ci tenevo a vincerlo perché, come abbiamo detto prima, è la pista di casa, era uno dei primi Gran Premi che facevo, in quella circostanza ho guidato Papalla e sono stato battuto sul palo da Roberto Allegretti, per cui quella mi ha bruciato un po', ma bruciato per dire, ecco, quella ci tenevo a vincerla perché vincere un Gran Premio a Bologna sarebbe stato il massimo per me. Non è finita, speriamo di rivincerlo. Il prossimo obiettivo è provare appunto a vincere un Gran Premio nella tua pista di casa. Sicuramente, se ho la possibilità di poterlo fare, cosa che ho già fatto, di Gran Premio a Bologna, vincerlo sarebbe una soddisfazione immensa. Hai qualche progetto nell'immediato? Ma progetti non se ne possono fare attualmente, per cui vivo la giornata, quando vengo chiamato cerco di fare il mio meglio e sfruttare l'occasione. Vediamo, speriamo che ci sia un anno positivo come ho passato in questi ultimi 2 anni, dove mi sono divertito tanto. Devo ringraziare molto la scuderia Valle Falconera, dove mi ha dato la possibilità di guidare i suoi cavalli per più di un anno, dove ho vinto un Gran Premio abbastanza prestigioso con Cosmo Spritz, che è l'Herbum Medium. Spero di rifarlo quest'anno con un'altra scuderia o con chi mi viene interpellato. Io ti ringrazio, come ultima cosa ti chiedo magari di fare un appello ai neofiti o comunque chi si vuole avvicinare al nostro mondo, perché magari non viene spesso capito tutto il vostro lavoro, insomma andare anche in profondità e vedere che dietro le scuderie c'è un gran mondo di lavoratori. Sicuramente dietro le quinte sarebbe bellissimo frequentarlo per vedere cosa si riesce a fare con questi animali. Vedendolo dal di fuori uno dice sì, ma tanto dai, cosa vuoi che sia, però sfiderei chiunque, andare soprattutto in pista a guidare non è facile perché hai a che fare con un animale, c'è la velocità, le difficoltà e il pericolo, perché quando si cade ci si fa male. Bene, io ti ringrazio, speriamo appunto di aver richiamato anche persone che non frequentano l'ippodromo e siano incuriosite a venire a vedere anche il retroscena.